La Nebros riprende subito la sua marcia verso l'alta classifica, batte la Ionica nel derby messinese di eccellenza e centra così la terza vittoria di fila in casa con i ragazzi di Pippo Perdicucci che si mettono alle spalle il KO di Mister Bianco. Gara che si apre con la Ionica subito in avanti dopo 8 minuti, ma l'estremo di casa di fine è bravo a fermare l'iniziativa dei giallorossi. Poi la Nebros inizia a costruire, ci prova Assenzio al 13esimo, ma la sua conclusione finisce alta. Poi Travaglia al 26esimo, non c'entra la porta per questioni di centimetri, quindi Biondo dal limite chiama Pontet alla parata e infine Pontini dal fondo costringe l'estremo ospite agli straordinari. La Ionica è comunque viva e al 37esimo ci vuole un super di Fina per negare a Zago la gioia del gol. Rete che nella ripresa trova però la Nebros quando Cassaro dopo 2 minuti anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Pontet, facendo così Nebros 1 Ionica 0 e per l'esperto capitano di casa si tratta della prima rete in campionato. Il vantaggio galvanizza i locali che a più riprese vanno vicini al gol del raddoppio. Al 55esimo infatti il sinistro di Biondo è respinto da Pontet. Al minuto 77 invece il diagonale mancino di Pontini sfiora il palo alla sinistra del portiere. Un minuto dopo il destro secco di Giaimo si spegne sull'esterno della rete, quindi all'81esimo Camarà dal limite alza troppo la mira e infine al minuto 89 lo stesso Camarà viene atterrato in aria con la signora Arcoleo che senza esitazioni indica il dischetto, ma dagli 11 metri Ancione si fa ipnotizzare da Pontet che respinge. Così nel finale assalto disperato della Ionica che con forza cerca la via del pareggio, ma i tentativi operati dai giallorossi non producono la rete sperata. La Nebros sale in classifica, quota 10 punti e si porta 2 lunghezze dalla capolista Modica, mentre la Ionica rimane ferma a 4 in terzultima posizione. Purtroppo nel primo tempo dovevamo chiuderla con almeno 2-3 gol, siamo stati poco incisivi, poco cattivi sotto porta. Siamo stati bravi nel secondo tempo a mio avviso a sbloccarla subito, abbiamo legittimato con almeno altre 3-4 occasioni clamorose. Penso che più di questo non potevamo fare. L'unica cosa che dobbiamo sistemare, che è successo anche mercoledì nella partita di Coppa, dobbiamo essere più cinici e più cattivi sotto porta perché non sempre si potranno fare 6-7 palle gol. Però ci prendiamo la prestazione, ci prendiamo i 3 punti contro un'ottima squadra e da martedì lavoreremo per la prossima. Tantissime occasioni sprecate, dobbiamo essere più cattivi nelle finalizzazioni, arriviamo con, devo dire, con facilità negli ultimi 20 metri, però poi troviamo delle difficoltà a concretizzare. Cercheremo di migliorare da questo punto di vista. Siamo molto fiduciosi su questo, è anche un piccolo problema di forma, i nostri attaccanti, chi ha avuto qualche acciacco, chi ancora deve smaltire carichi di preparazione perché è partito in ritardo, ma su questo siamo sicuri che avremo un netto miglioramento.